Buonasera a tutti, siamo in quel di Bovolone dalla famiglia Chiavegato, abbiamo con noi Andrea e Silvio. Da loro abbiamo realizzato di recente un impianto fotovoltaico con ben 8 kW di potenza sul tetto, con tecnologia SolarEdge ottimizzatori di potenza e con ben 2 batterie d'accumulo Tesla Powerwall 2 per una capacità totale di 27 kWh. Il tutto corredato da un sistema anti-blackout, in modo che l'immobile è autonomo anche in caso di mancanza di rete. Innanzitutto ti chiedo come sei arrivato alla nostra azienda, come ci hai conosciuti? Sono arrivato a voi perché, come tu sai benissimo, sono un estimatore del marchio Tesla e girando sul sito appunto di Tesla sono andato un po' alla ricerca di quelli che sono gli installatori, almeno nella mia zona, installatori premium installer, certificati che hanno le competenze tecniche per installare prodotti Tesla. E ci siamo messi d'accordo per fare un sopralluogo. La settimana successiva sei arrivato. E vorrei fare anche nota di merito a Lorenzo perché grazie. Persona squisita e comunque preparata professionalmente in maniera eccellente e ci ha posto, diciamo, quella soluzione che poteva essere idonea a noi. E qua testimone Lorenzo, abbiamo detto ma vediamo, confrontiamo il preventivo, vediamo, procediamo. Abbiamo detto sì subito perché insomma anche dalle recensioni le opinioni dei clienti erano soddisfacenti e un team preparato. Insomma, per precisare che ci avevi dato comunque una finestra temporale abbastanza lunga, però insomma nota di merito anche qua perché ci avevi detto tipo giugno 2023 e invece a metà febbraio ci siamo messi d'accordo e il nostro sogno si è realizzato perché insomma forse uno non realizza subito la portata dell'intervento. Esatto, la portata dell'intervento, ma poi quando lo vedi capita insomma. Sulle tempistiche io cerco sempre di essere abbastanza morbido, abbastanza largo quando parlo con i clienti, per evitare di dover poi essere vincolato magari al fornitore o a chi appunto ci manda i materiali, che può avere dei ritardi. Per cui se poi invece va tutto liscio, riusciamo a installare prima, però per non dare false aspettative ai miei clienti cerco sempre di stare un pochino largo in modo poi da riuscire a fare l'intervento. Poi ovviamente prima lo facciamo, prima si risparmia e quindi prima il cliente è contento, questo ovviamente lo sappiamo. Ma allora, tu volevi assolutamente il marchio Tesla? Sì. E Tesla abbiamo messo? Certo. Ok. Ad oggi che ce l'hai installato, è stata una buona scelta? Assolutamente. Non tornerei indietro, insomma, credo che comunque ecco, ci siano anche altre marche che trattate voi che siano insomma all'altezza di Tesla, però vedendola, toccandola con mano... Ti è piaciuta? È stato amore? A prima vista. Ok. Tanto che non te ne è bastata una. Esattamente. Infatti, una settimana prima dell'intervento, dell'installazione, insomma, pensando così, con mio padre, diciamo, guarda, secondo me fosse la seconda batteria, insomma, da lì poi il dubbio è cominciato a crescere. Insomma, ho telefonato poi a Lorenzo che abbiamo fatto 2 conti insieme così anche a livello tecnico se poteva essere fattibile e quant'altro. Insomma, fatto sta che abbiamo messo anche la seconda che avevamo pronta a consegna e quindi abbiamo approfittato a fare un'installazione unica. Ok, bene. Come hanno lavorato i nostri installatori? Guarda, gli installatori sono stati bravissimi, molto competenti. E se c'era un dubbio comunque io ero a casa perché insomma sappiamo che quando c'è da fare un'installazione consigliate sempre comunque che il proprietario sia... Chi conosce la casa è fondamentale perché può dire esattamente dove si può passare, dove non si può passare, come preferisce il lavoro. Noi chiediamo che durante l'installazione, durante il sopralluogo, il proprietario sia in casa proprio per
agevolare questi lavori e proprio per avere la massima soddisfazione da parte del cliente. Sì, certo. Perfetto. Sono stati molto bravi, come ti ripeto, anche i ragazzi, anche sul tetto, hanno preso tutte le misure di sicurezza necessarie, quindi insomma nota di merito anche qua, perché all'atto pratico, quando devi proprio installare fisicamente, Ci vuole la competenza. ci vuole la competenza. Sì. Ecco, poi c'è stata una fase anche dopo Di aggiustamento. installazione, di programmazione, Sì, sì, che comunque quella bisogna che tutti quanti devono avere un po' di pazienza, Sì. perché insomma inizialmente non è tutto, ci sono a volte... Ma diciamolo proprio nello specifico, nel tuo caso abbiamo avuto un problema sull'impedenza alta di rete. Esatto, sì. Quindi Che è la zona qui problema di questa forse via piuttosto comune magari. di Bovolone prevedeva Esatto. che ci fosse un'impedenza alta di rete che era comunque all'interno di quello che erano i parametri tollerati dalla doppia batteria Tesla. Certo. E per appunto risolvere questo problema si è caricato un firmware apposito di Tesla che prima ovviamente ha fatto tutte le opportune verifiche, dopodiché caricando questo firmware abbiamo risolto il problema. Certo. E adesso siamo operativi al 100%. Insomma, ok, bene. Quindi siamo super contenti. Bene. Silvio, questo tuffo nel futuro delle energie rinnovabili. Sì, io ormai sarebbe fuori tempo, No, tu sei in perfetto tempo. però mi dico la verità, una cosa così non mi aspettavo mia, perché veda che dalla mattina produci in magazzina subito, perché la mattina in magazzina, poi si accende qualunque elettrodomestico, dalla stuita elettrica, dalla lavatrice, dal forno, puoi accendere alla portata dei 4,5 kg, 5 che sono, però va tutto col sole, con la luce, non il sole, perché magari qualcuno dice ma se non c'è il sole, no? È solo la luce. Certo. Infatti anche, ti interrompo un attimo qua, nei giorni anche non piovosi, proprio foschi, ma nei giorni magari nuvolosi che comunque c'è, vedi che produce, e questo non è poco, insomma, ecco, perché comunque quindi non necessita solo ed esclusivamente di giornate belle terse e soleggiate. Anche qui la scelta che abbiamo fatto anche sulla tipologia di pannelli, ormai con l'esperienza di oltre 4.000 clienti che abbiamo installato praticamente tutti in pianura padana, sappiamo consigliare anche in base appunto alla tipologia di tetto, alla tipologia di esposizione, qual è la miglior tecnologia che oggi ci permette di avere degli ottimi risultati anche qualora appunto non sia una giornata perfettamente limpida. Poi è normale che, come per qualsiasi prodotto che funziona con la luce, più è luminosa la giornata, più l'impianto avrà una resa, una produzione. Okay. Quindi ci consigliereste a un amico? Assolutamente sì. Okay. Ecco, a me più che... Assolutamente sì, perché è proprio un team organizzato dalla A alla Z, quindi insomma non ti devi preoccupare anche per il discorso insomma, burocratico, anche l'allacciamento, quello che sarà poi GSE, cioè è questo che cercavamo, perché forse non l'ho detto all'introduzione, però ecco, era da tempo che cercavamo comunque di installare un impianto fotovoltaico, dopo per i vari motivi non ci siamo riusciti, però ecco, tutti quelli che abbiamo contattato non sono neanche lontanamente al vostro livello, quindi insomma nota di merito enorme a te, a tutto il team che c'è dietro, installatore che è venuto, siete persone bravi, competenti. Grazie, questo fa super piacere. Ed è sempre bello sentirselo dire, perché comunque appunto io dico sempre, noi giriamo il Veneto per proporre di risparmiare e di utilizzare l'energia rinnovabile del sole per tutto quello che può servire in casa. È per noi un lavoro, ma è anche una passione, quindi poi vedere il riscontro nei sorrisi delle persone che ti aprono la porta e che ti dicono guarda Lorenzo, sono proprio contento, è sempre molto molto soddisfacente, quindi ci rende fieri del nostro lavoro. Bene, io vi ringrazio, voi sapete che per qualsiasi informazione, necessità mi potete contattare, possiamo monitorare l'impianto da remoto, quindi vedere se c'è qualche problema, fare i vari aggiornamenti, software, firmware e tutto quanto, e quindi poi per qualsiasi cosa noi siamo a disposizione.
Tutto bene. Grazie a te. Grazie mille, grazie. Grazie Ciao, a voi. grazie.